Cioè, stiamo guardando dal microscopio assieme a Alberto Angela. Ma lei chi è, scusi? Chi è lei? Chi è? Sono il virus del Raspeghin. Ah, il virus del Raspeghin. Sì. Buonasera. Si sente bene come parlo. In effetti un po' sì. In diretta dal microscopio. Eccolo. Saluto tutti i miei amici virus. Sì. Quelli innocui. Bravo, perché bravo. quegli altri ormai ci hanno un po' rotto le scatole, possiamo anche dirlo. Mi sta sulle balle qui. No, dobbiamo anche chiederle se naturalmente lei conosce il coronavirus, lo conosce? L'ho Magari visto. c'è stato. L'ha Ah sì? visto? L'ho visto qualche volta. Ah sì, com'è? Sì. Com'è? Brutto. Brutto? E poi se crede tutto lui. È che sta antipatico a tutti, soprattutto agli anticorpi. Sì, immagino. Bisogna stare distanti, Forse immagino, è meglio, sì. insomma. Però ad esempio, so che adesso sentì che delle contromisure, cioè è il Certo. virus, è il coronavirus che ha i giorni contati, invece. Ah, sì, Beh, dai, dici? speriamo, insomma, che... Per esempio, qual è la contromisura che Beh, ti la ha... prima più efficace, che lui veramente Certo. e le teme tanto, lei è il monopattino. Certo. Cioè, mi ha fatto il bonus del monopattino, anche il coronavirus, un scago del monopattino, anche le bici elettriche che dà fastidio alle feste private in casa, quelle proprio le odia. sì, anche Ma il teatro, quelle con più di penso, 10 vero? persone, cioè, sì. proprio le odia. Ad esempio una roba che lui che dà fastidio No. è il muore subito io ai banchetti con le rue a scuola. Quelli, cioè, veramente come che ne vede uno, tac, e scappa via. Ah, sì? Sì, le odia. Senti un po', ma sei fisso tu? Che dà fastidio anche a stare sulla filovia più di 15 minuti. Sì, anche quello, esatto. Al perché- 16° scioppa, secchito. No, volevo farti una domanda. E se no anche una roba che scusa, sì, prego. roba che dà fastidio. Che sta al bar Fialessie della sera. Perché le fa mia. Che fa mia. E ben incontro, e ben in altro. Quando ieri sera. Che beve. Senti che Raspeghin. Quando ieri sera a casa Voglio dire che non vabbè. la fa più. Sì. Senti, no, volevo farti... No, ma ti vedo lì fermo, ma ti puoi anche muovere oppure... Ma ti puoi sì, fare? fa finta che mi so il virus delle emorroidi, no? No, vabbè, proprio E quello. io, aspetta che mi travesto al virus dei brufoli. Tac, ciampo, me ne scelgo uno, mi metto qua. Ben riconosciuto. No, Sì, certo. certo, ma poi cambio qua. Vedi dire, Quindi aspetta è molto che- mutevole aspetta anche che lei. aspetta che butto il deodorante, quel che con più tessuti e più teste fresco. E sarebbe il virus delle ascelle che sa da seola. Tac, parto, mi metto qua. È un attimo. Cioè, Guardi, Ho capito, chiedo scusa perché non ci sto fantastico. più dietro ai messaggi e ci fa molto piacere. E invece Damiano chiede, conosci il virus intestinale? lo chiamiamo il cori. Corri. Anche da voi, Sì, da ma voi. lo conosco di sfuggita. Non lo vedo mai Certo. perché passa il E come funziona sto coronavirus? Può dircelo? Dai. all'inizio era cattivo. Sì. Ma cattivo non ti puoi dire che niente. Invece vedo, sento il virus del coronavirus o il virus delle torobe. Cioè, nel senso, no, perché era cattivo, non ti puoi dire che niente. E sta un periodo, si stacca, sa calmare. Sì? Sì. Come dico io, c'è da solo, si mette lì tranquillo. sì. E dopo ultimamente si risveglia. Si risveglia. Però pochettino. un'altra roba che il ha paura Sì. è il paura delle squadre che entra in campo una alla volta. Guardi, anche quella è mondiale. La paura di quello, guarda. Sì. Grazie comunque, virus del Raspeghin. Grazie voi. Salutiamo le grazie. squadre che entrano una alla volta. È il monopattino, non le posso fare. No, vabbè. Una misura straordinaria. Va bene. Grazie, noi vi lasciamo